Questa trasmissione è offerta da Caseificio Ioannis. A tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Pasqua con i tuoi è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Lo sapevamo già da tempo che sarebbe stata una Pasqua all'insegna delle restrizioni in questo 2021, ma insomma stasera vogliamo in qualche maniera tenerci su con il morale e capire che cosa sarà comunque possibile fare in queste giornate guardando al nostro territorio. Limitazioni agli spostamenti, ristoranti chiusi, però insomma ci si attrezza perché sappiamo, siamo un popolo che non è capace di rinunciare alla convivialità, per cui in una maniera o nell'altra ci si organizza facendo tesoro e valorizzando peraltro quelli che sono i prodotti del territorio che si prestano con la loro tradizione benissimo anche per la Pasqua. Ma iniziamo proprio dalle limitazioni agli spostamenti che riguardano anche i viaggi all'estero. Qualcuno negli ultimi giorni si era illuso di poter fare una capatina all'estero, magari anche alle Canarie, in tanti ci avevano solamente pensato, qualcuno si era organizzato e poi scopriremo qualcuno poi all'estero ce l'ha fatta ad andare. È arrivato anche in questo senso un freno da parte del governo con un'ordinanza del ministro Speranza che in qualche maniera ha costretto a cambiare i programmi di alcuni. Ma proprio per parlare di viaggi, delle novità degli ultimi giorni, ma per lanciare lo sguardo anche al futuro, ci colleghiamo via Skype con Roberta Saletta di Turismo 85. Eccola, buonasera, grazie per aver risposto al nostro invito. Allora, raccontiamo grazie a voi. un po' l'atmosfera di questi ultimi giorni, viaggi sì, viaggi no, qualcuno però alla fine ce l'ha fatta a spostarsi. Sì, allora diciamo che effettivamente la voglia di partire c'era. Quando sono stati aperti qualche settimana fa le prenotazioni per questi corridoi verso queste meravigliose isole come sono le Canarie dell'eterna primavera, effettivamente la voglia c'è stata. Sono stati inseriti in realtà non tantissimi voli, nel senso che più o meno circa sui 3-4 charter sono partiti da Milano e da Verona. Addirittura ogni posto, ogni charter ha circa 180 posti e sono partiti tutti pieni. Quindi sono partiti pieni. Il punto è che effettivamente diciamo che le prime prenotazioni sono avvenute dalla Lombardia, quindi i lombardi sono stati subito velocissimi a prenotare i primi 2 charter, li hanno riempiti e conseguentemente poi i pochi posti che sono rimasti sono stati insomma presi un po' da tutto il resto dell'Italia. C'è da dire che effettivamente noi friulani, come nella nostra natura, siamo stati un po' frenati nel catapultarci nella prenotazione di questi voli proprio perché non si sapevano bene quali fossero le direttive e anche se poi queste direttive sono state comunque ben precise, addirittura ci venivano incontro sul tampone, sul costo del tampone per entrare e per uscire dopo la settimana di vacanza, effettivamente poche sono state le prenotazioni da parte dei friulani e dopo di questo in realtà poi piano piano i voli si sono riempiti, quindi sono veramente poche le persone che da parte nostra sono riuscite a raggiungere queste meravigliose isole. E poi appunto la novità della quarantena, il ritorno del doppio tampone, ma quanto si dovrà convivere con questo modo particolare anche di muoversi, di viaggiare? Che prospettive soprattutto ci sono?
Ma dunque, diciamo che le prospettive sono abbastanza sul lungo termine, nel senso che sicuramente si pensa già che per tutti i prossimi mesi sicuramente ci sarà il discorso del tampone prima di entrare, il discorso del tampone per rientrare in Italia, quindi sarà difficile abbandonare l'abitudine a cui eravamo appunto, ci eravamo adeguati negli scorsi anni di poter prendere, ho 2 giorni di ferie, prendo e parto. Effettivamente questo sarà un pochino più difficile, soprattutto insomma nei prossimi mesi. Al momento l'ordinanza di cui parlavi tu effettivamente è uscita oggi per il momento fino al 6 di aprile, come è in corso tuttora il DPCM. Da quella data lì è chiaro che non si sa cosa ci sarà dopo, però sicuramente l'abitudine al doversi fare un test prima di uscire dall'Italia, questo sicuramente per molto tempo rimarrà. Sicuramente c'è tantissima voglia di riacquistare la libertà anche di viaggiare, quindi probabilmente immaginiamo che pur di raggiungere qualche meta più o meno lontana, la maggior parte delle persone sarà disposta a fare anche questo doppio tampone. Ma cambieranno un po' le abitudini nel viaggiare, nelle vacanze dei friulani? Che cosa vi attendete? Mm, Dunque, diciamo che l'abitudine di viaggiare molto sicuramente rimarrà, la voglia di poter prendere subito sempre la valigia e poter partire sicuramente questa rimane, perché comunque l'idea dello svago, del potersi rilassare, questa ci sarà sempre. È chiaro che l'abitudine a cui dovremo appunto adeguarci sarà quella di fare magari un'attenzione ancora più precisa su tutto quello che porteremo nella la solita farmacia ambulante di cui si parla sempre quando si fa la valigia prima di partire. Questo sicuramente sarà ancora più piena, e su questo non c'è dubbio. È anche vero che secondo me nel momento in cui poi si supera il gap, l'ostacolo del tampone in ingresso, e si arriva in destinazione, tutto comunque sarà più facile sicuramente. E allora sappiamo che comunque c'è grande fermento, insomma il settore attende di ripartire, attende appunto questa normalità. Qual è il vostro auspicio, qual è la vostra speranza? Diciamo che partiamo a piccoli passi, nel senso che adesso da qualche mese naturalmente stiamo lavorando su una ripresa soprattutto dell'estate, che per noi comunque è sempre un qualcosa di fondamentale, e il fatto di poter anche solo andare anche vicino, con poche ore di volo, un'ora o 2 ore di volo al mare, sicuramente questo è il punto su cui stiamo lavorando da mesi. Allora ringraziamo molto Roberta Saletta di Turismo 85 per queste indicazioni. Naturalmente buon lavoro, con la speranza che tutto si sblocchi Grazie al mille a più voi, presto. grazie. Grazie. Noi andiamo avanti allora con questa puntata di Elettroshock e torniamo con i piedi per terra, torniamo nel nostro Friuli. Quest'anno ci tocca rinunciare anche alla tradizionale festa degli asparagi, un appuntamento attesissimo a Tavagnacco tra appunto tradizione, incontro e festa. Naturalmente l'asparago bianco si continua a coltivare e negli spacci aziendali è in vendita. Proprio l'asparago assieme alle uova sode rappresenta un piatto tipico di questo periodo che ritroviamo in diverse modalità anche appunto sulle tavole di Pasqua. Siamo andati a farci dare proprio qualche consiglio culinario direttamente dal titolare dell'azienda agricola La Lobia a Tavagnacco, che appunto coltiva asparagi. Vediamo. Siamo all'azienda agricola Giuseppe Bertoldi a Tavagnacco, un'azienda storica e addirittura da 3 generazioni coltiva la terra. Produzione di asparago bianco, tipico di Tavagnacco, subito, poi la vendita e poi attaccata anche la ristorazione con l'agriturismo alla Lobia. Io vi faccio vedere come si raccolgono gli asparagi come una volta. Noi, per il rispetto dell'ambiente, abbiamo già attivato
le procedure per avere l'asparago biologico. Quindi anche, diciamo, appena possibile avremo la certificazione biologica. E dalla coltivazione abbiamo fatto veramente due passi e ci siamo spostati nello spaccio. Qui ci sono gli asparagi bianchi, gli asparagi verdi e ci sono veramente tante verdure fresche, un profumo delizioso. Qui si può comprare i vostri prodotti. Esatto, tutto l'anno ci sono gli ortaggi, ci sono i salumi, adesso soprattutto asparagi. In questo periodo qua i nostri prodotti locali, ecco, e questi asparagi. Ecco, gli asparagi che abbiamo visto prima nelle coltivazioni sono proprio questi che freschissimi, sono appena appoggiati nell'acqua. Sì, appena raccolti, perché noi ogni giorno andiamo a raccogliere e poi li mettiamo qua al banco vendita. E siamo arrivati alla parte del piatto con queste composizioni piene di colore, di profumo e di gusto. Che cosa si può fare con gli asparagi? Ecco sì, qui sono alcune presentazioni dei piatti che noi facciamo di solito. Allora partiamo qua dagli antipasti con dell'asparago bianco e verde e con un uovo sodo. Poi qua c'è un risotto di asparagi, sempre bianchi, con un cestino di fricco. Poi abbiamo una frittatina con le erbe selvatiche miste. Poi abbiamo come secondo abbiamo gli asparagi mimosa, che sono gli asparagi lessi con uova sode. Poi dall'altra parte abbiamo sempre come secondo abbiamo un asparagi grigliati con un peperoncino. Poi abbiamo delle crepe, sempre con ripieni di asparagi. E infine c'è un involtino con pasta frolla fatta a mano, che si può usare anche, usiamo noi anche con speck o varie cose. Ecco sì, qui c'è una serie di piatti che noi proponiamo per asporto e c'è anche un abbinamento che io da 2 anni faccio, la birra all'asparago. La birra all'asparago, che con questi piatti si può usare o un spumante brut o un vino fermo bianco, o se no è una cosa questa, anche la birra all'asparago artigianale. E allora che dire, buon appetito e buona Pasqua a tutti! Di nuovo insieme con Elettroshock cerchiamo un po' di leggerezza in questo periodo pasquale. Insomma, stiamo parlando delle tavole che prepareremo in occasione di queste festività. Una Pasqua, abbiamo detto, all'insegna del lockdown. Ci sarà comunque la possibilità, insomma, di concedersi qualche peccato di gola. Non ci saranno le grandi tavolate, non si può andare al ristorante, però in effetti c'è qualcuno che per tradizione ama preparare il pasto di Pasqua e soprattutto vuole scegliere i prodotti, la materia prima, e per cucinare questi piatti preferisce i prodotti del territorio. E allora per tutte queste persone c'è un appuntamento immancabile, quello con il mercato coperto di Campagna Amica. Siamo andati nella struttura di Viale Tricesimo a Udine, che insomma ci ha spiegato un po' come funziona anche in queste giornate. Abbiamo soprattutto incontrato diversi produttori per avere proprio dei consigli utili su cosa preparare e con quali prodotti il pranzo di Pasqua. Ci troviamo all'esterno del mercato coperto di Campagna Amica in Viale Tricesimo a Udine con la responsabile Vanessa Orlando, perché qui c'è tanta gente che arriva
per prepararsi al pranzo di Pasqua. Esattamente, molti consumatori scelgono il mercato di Campagna Amica per l'acquisto per i prodotti per la loro tavola a Pasqua e a Pasquetta. Il chilometro zero vince, dà soddisfazione, quindi noi abbiamo molti clienti che scelgono appunto i nostri mercati per fare la spesa in generale e quella di Pasqua ancora di più. Allora andiamo dentro, Vanessa, così andiamo a conoscere quelli che sono i prodotti del territorio di Campagna Amica. Eccoci qua, entriamo assieme a Vanessa perché in questo momento raggiungiamo un produttore in particolare per presentare uno dei prodotti che adesso che vanno per la maggiore, gli asparagi. Esattamente, la primizia di punta di questo periodo, ingrediente principale dei menù pasquali. Eccoli qua gli asparagi con Nancy, buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso come adesso è davvero il momento degli asparagi. Sì, è la primizia, diciamo, sono proprio i primi che ho portato oggi al mercato, infatti c'è una grande richiesta. Stanno già andando a ruba, mi pare di capire, tant'è che li ha... Chiedendo prenotazioni per Pasqua, ma ogni anno è normale che a Pasqua nel piatto deve esserci l'asparago. Sparago con le uova. Uova, poi anche lo sclopit, come vedete, sono le cose che secondo me non devono mancare. E poi naturalmente altre specialità. Sì, c'è il radico con il POC, che anche quello è il suo momento. E per il momento ci sono queste cose. Poi più avanti arriveranno altre. Insomma, questo è il momento degli asparagi, quindi la lascio vendere perché c'è la coda per gli asparagi. Un grande classico per Pasqua non può mancare, gli asparagi con le uova. Ecco, uova freschissime fatte stamattina, produzione nostra, abbiamo un allevamento di galline libere all'aperto come si può vedere dalle foto. E sono delle 24 ore, questo esattamente di stamattina. Sotto Pasqua chiaramente c'è un grandissimo consumo, non possono assolutamente mancare, finiranno a breve. Diverse le proposte che trovate qui al mercato coperto di Campagna Amica, vedete verdure ma non solo. Esatto, abbiamo preparato anche proprio le proposte per Pasqua e Pasquetta, distribuendole ai consumatori se vogliono una guida alla loro spesa, dalle erbe di campo agli arrosti di pollo, ai formaggi, alla tradizione proprio di quello che è la tavola del Friuli Venezia Giulia. Quindi questi i prodotti, ricordando che il mercato coperto qui è aperto in alcune giornate, ma poi naturalmente c'è non solo a Udine ma anche in altre zone. Esatto, abbiamo 3 mercati coperti su Friuli Venezia Giulia, a Udine aperto il martedì pomeriggio, il venerdì e il sabato mattina, a Pordenone aperto il mercoledì e il sabato mattina e a Gorizia aperto il martedì pomeriggio e il giovedì e il sabato mattina. Una possibilità appunto di acquisto di prodotti a chilometro zero sparsa su tutto il territorio regionale, nei mercati al coperto e anche sulle piazze all'aperto. C'è la possibilità anche di prenotare i prodotti? Certamente, è possibile prenotare i prodotti direttamente dai produttori, quindi facendosi consigliare e facendosi preparare appunto la spesa che si desidera e quindi essere sicuri anche di avere il prodotto. Quindi preparare il filetto di orata e branzino, insomma tutte le proposte di Campagna Amica. Esatto, filetti di orata, i formaggi ai salumi nostrani, la grigliata mista, la frutta di stagione, la carne di coniglio, il pesce fresco, la carne di pecora ed il capretto, gli arrosti di pollo, le costate, i wuster, la pasta fresca, ovviamente non può mancare la colomba a chilometro zero e in abbinamento i vini o la birra agricola. Qui Vanessa raggiungiamo questa zona perché c'è sempre un po' di coda per il pesce. Sì, tutti pazzi per il pescatore di Marano Roberto Callegaro e quindi vengono qui per trovare i consigli migliori per gustare il pesce pescato nella laguna di Marano direttamente dal pescatore che viene qui il martedì e il sabato con il suo pescato freschissimo. Allora, raggiungo Roberto, buongiorno, per raccontarci, così anche loro sono al corrente delle proposte di oggi. Allora abbiamo un po' di pesce bianco, un po' di seppie, un po' di sogliole, la fritturina, insomma la stagione adesso dà un po' di tutto ma un po' diciamo scarsità di pescato proprio per stagione. Sarebbe la stagione delle seppie come diciamo il produzione maggiore.
Al momento ce ne sono poco, però speriamo sempre bene e andiamo avanti. Abbiamo i nostri cefali di laguna, le orate, qualche umbrinetta, i saraghetti, tutti i pesciolini di pezzatura piccola ma deliziosi. Insomma, il nostro pescato, il nostro locale qua è veramente di ottima qualità. C'è sempre tantissima gente, ma che cosa prendono prevalentemente? Si lasciano anche consigliare, prendono un po' di tutto, andando dal pesce bianco, dai cefali, dal pesce più povero, al pesce più pregiato, che comunque è tutto ottimo. Roberto, che cosa consiglierebbe per Pasqua e per Pasquetta? Diciamo, ormai andando incontro alla stagione, direi una bella seppia anche in insalata. Si può fare il mollame, la seppia alla sua stagione, adesso risotto, poi si può abbinare a un pesce da griglia, da grigliata, che è già bello grasso per la stagione anticipata. Ormai gli inverni non sono più così freddi, il pesce è già ottimo, ma va sempre a migliorare fino a tutta l'estate in questo caso. Non può mancare a Pasquetta la grigliata di carne. Nicoletta, voi avete predisposto proprio la carne, tutta la grigliata per preparare una grigliata, la carne per preparare una grigliata per due. Per due, che comprende la costicina, la salsiccia, la pancetta stesa e la coscia di pollo, insomma tutto il necessario per una grigliata per Pasquetta. Una grigliata perfetta dove anche i salumi non possono mancare. Certamente abbiamo il salame nostrano, e la soppressa, ossocollo, pancetta. Dopo abbiamo tutti i prosciutti che facciamo noi, prosciutto cotto, mortadella col pistacchio, la coppa di testa. Però ce n'è per tutti i gusti, ma anche per chi ama l'agnello a Pasqua. Abbiamo l'agnellone a Pasqua, la coscia, la spalla e i bocconcini per chi vuole fare un spezzatino di agnellone. Allora c'è chi può venire qua a prendere la carne, ma la può anche prenotare, vero? Certamente, la può prenotare, vi aspettiamo. Avete visto, c'è tante persone che arrivano qua al mercato coperto di Campagna Amica, abbiamo conosciuto alcuni produttori, Vanessa, però c'è anche la possibilità di fare la spesa, di ritirare semplicemente la spesa senza entrare proprio al mercato. Sì, per agevolare appunto i tempi di spesa abbiamo dato l'opportunità di poter telefonare a un numero di telefono nostro del mercato e prenotare la spesa, così che quando il consumatore arriva deve solo ritirare la spesa che ha ordinato. Questo riduce i tempi di permanenza nel mercato e fa sì che ci aiuta un po' a controllare e a monitorare gli assembramenti. Nei mercati di Campagna Amica rispettiamo al massimo i protocolli Covid, quindi distanziamento, mascherina, sanificazione delle mani, e i consumatori fanno la spesa in modo tranquillo e sicuro, anche qui nei nostri mercati. Vanessa, c'è anche la possibilità di aiutare chi ne ha bisogno? Assolutamente, nei mercati di Campagna Amica la solidarietà non manca, quindi c'è la possibilità per i consumatori di acquistare qualcosa per chi ha bisogno attraverso la spesa sospesa. Il consumatore decide di acquistare qualcosa, lo mette qui nelle nostre cassette che vengono consegnate direttamente ai volontari che le portano nelle famiglie delle persone che magari sono in difficoltà dal punto di vista alimentare. In questo periodo pandemico i casi sono anche aumentati e noi siamo vicini alle persone che hanno bisogno. Quindi questa è un'iniziativa che lanciate già adesso ai tempi della pandemia, ma era già presente prima? È sempre stata un'iniziativa di Campagna Amica, diciamo che da un anno a questa parte, da quando è iniziato il periodo pandemico e di emergenza, abbiamo intensificato e continuamente nei mercati di Campagna Amica c'è la spesa sospesa per la solidarietà per le famiglie. Restiamo sempre nell'ambito del mercato di Campagna Amica per parlare di un prodotto tipico di queste festività. La colomba. Alexis Sabot ha incontrato per noi un agri-chef. Vediamo. Ci troviamo sempre all'interno del mercato coperto di Campagna Amica in Viale Tricesimo e raggiungo Francesco Comelli che ci presenterà un prodotto del territorio, un prodotto realizzato proprio con i vostri prodotti. Francesco Comelli dell'azienda Comelli di Nimis ci presenta il lievito madre all'interno di questa splendida colomba. Buongiorno,
Noi in questo mercato presentiamo la nostra colomba, il dolce di Pasqua, fatto con il nostro lievito madre, che abbiamo chiamato Aldo. Infatti molte persone si fermano qui proprio attratti dal lievito, da Aldo, ma anche dai canditi, da tutti i prodotti che realizzate voi. Sì, certo. Quest'anno, per dire la verità, è il primo anno che li facciamo, ma abbiamo immediatamente capito che è un valore aggiunto al nostro prodotto perché innanzitutto perché li facciamo come piacciono a noi, la consistenza, i profumi in base alla lavorazione, che è semplicissima, basta tenerli in un bagno di acqua e zucchero per tot giorni. Abbiamo capito che poteva essere un valore aggiunto appunto per i nostri prodotti e infatti il successo c'è stato e la gente li apprezza moltissimo. Anche chi di solito non mangia i canditi dice che questi sono veramente buoni. Come vengono realizzati la colomba oltre ai canditi e tutti i prodotti? Allora, si parte appunto dai rinfreschi del lievito madre, che si parte circa 2 giorni prima della prima lavorazione, rinfrescandolo 3 volte al giorno per equilibrare i batteri lattici e acetici che ci sono all'interno del lievito. Dopodiché la sera si parte con l'impasto serale, che è un semplice impasto fatto con farina, acqua, zucchero, lievito madre e tuorlo d'uovo. Il giorno dopo, mantenendoli al caldo a circa 25 gradi, il giorno dopo si sviluppa e deve raggiungere almeno il triplo del volume della sera. La mattina quindi, appena raggiunto il triplo, si parte con l'impasto finale, dove si aggiungono tutti gli ingredienti che caratterizzano appunto la colomba, sempre con il burro, sempre con lo zucchero, ma soprattutto con i canditi, che sono l'ultimo ingrediente che viene aggiunto all'impasto. Dopo una lievitazione di altre 7-8 ore si passa in forno non prima di averla glassata con una glassa di mandorle e zuccherini. E non possono mancare, li vedete. No. È un prodotto che sta andando a ruba perché le persone l'hanno già provato nei giorni scorsi e oggi vengono ad acquistarlo proprio nella settimana di Pasqua. Sì, certo. Siamo stati invitati al mercato di Campagna Amica e abbiamo subito riscontrato un grande interesse per il nostro prodotto perché è veramente artigianale, è fatto con prodotti semplicissimi ma di grande qualità e grande genuinità. Chiudiamo con questa colomba e un brindisi pasquale con altri vostri prodotti, mi pare che c'è il vino. Certo, questo vino è dell'azienda Tonutti qui di Adegliacco, è un verduzzo passito che si abbina molto bene alla colomba pasquale. A Elettroshock continuiamo a parlare di Pasqua, continuiamo a parlare di prodotti del territorio. In particolare adesso ci occupiamo di prodotti lattiero-caseari, anche questi utilissimi e gustosissimi in queste giornate. Il nostro Marco Pasquariello ci parla della società IOFVG, ci racconta proprio dello spirito che anima alcune piccole e medie aziende del territorio che operano proprio in questo settore. Portare sulla tavola prodotti friulani, proteggendo la filiera dal consumatore fino al terreno necessario per il foraggio degli animali. È questa la missione di IOFVG, una società di produttori e di imprese che si impegna a mantenere vivo un settore locale sempre più messo in difficoltà dalla grandissima distribuzione. È un progetto che si prefigge di valorizzare e tutelare le identità agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Lo scopo di IOFVG è di valorizzare una filiera 100% friulana con produzioni che provengono da allevamenti piccoli e medi del Friuli Venezia Giulia, che vengono trasformate in aziende del Friuli Venezia Giulia piccole e medie, con lo scopo anche di portare al consumatore un prodotto di alta gamma, di alta qualità. Con IOFVG si salva l'economia
e l'ambiente del Friuli Venezia Giulia. Dai campi alle stalle si dà valore al lavoro della nostra gente, si mantiene i piccoli negozi, infatti attualmente siamo già partiti con questo progetto e i prodotti IO FVG si trovano già in un paio di realtà quali i negozi della CRAI e i negozi della Cospalat. Quindi punto fondamentale di IO FVG è partire dal territorio e dalla sua tutela. Per produrre del latte ci vuole il fieno, ci vuole l'erba medica e tutti i prati e i campi dedicati a erbai, a medicai del territorio regionale esistono perché esistono gli allevamenti, altrimenti questi territori sarebbero abbandonati. Ecco, molto spesso il consumatore non pensa magari quando va allo scaffale che dietro c'è bisogno di mantenere tutta una filiera in piedi e magari spesso pensa solamente al prezzo, al centesimo in meno, che magari in realtà danneggia il territorio stesso. Questo è vero e bisogna far capire proprio questo. Gli agricoltori sono i principali custodi dell'ambiente e del territorio. Infatti vedremo dalle immagini, no? Quali sono queste perle del Friuli che grazie agli agricoltori che fanno capo anche al progetto IO FVG vengono mantenute con grandissimo sacrificio, con dei costi importanti che poi si ripercuotono naturalmente sul prodotto finito. Bisogna proprio sensibilizzare il cittadino e il consumatore su questa filosofia. Ecco, IO FVG si occupa di controllare e quindi tutelare l'intera filiera del prodotto, appunto partendo dal terreno stesso. Assolutamente, IO FVG parte proprio dal terreno, dalle lavorazioni, dalle produzioni che provengono dai campi, fino all'alimentazione degli animali, in quanto proprio non facendo delle produzioni spinte e mantenendo gli animali in maggior parte con le produzioni proprio che vengono dai propri terreni, si porta un prodotto e si fa sì che la salubrità anche degli animali stessi sia maggiore, con meno interventi di carattere sanitario, ma soprattutto con un beneficio anche economico, sia per l'allevatore ma soprattutto per l'intera collettività. Non andiamo in contraddizione ai tempi, ma contemporaneamente manteniamo le nostre radici a cui ci teniamo e appunto con IO FVG naturalmente l'ambizione è tanta, ma sicuramente quella di tutelare l'ambiente, l'economia e il valore della nostra terra. Qui ci sono le nostre radici, da qui parte la nostra storia, da qui parte la filosofia IO FVG, dal cuore del Friuli. Noi friulani crediamo ancora nel benessere animale e gli animali sono ancora trattati come una volta, come i nostri nonni ci insegnavano, nei prati, ma soprattutto vacca, vitello, quindi tutte cose come una volta, quindi tutte cose genuine. Tutti questi prodotti, questi foraggi sono prodotti con le nostre mani, dai nostri campi, senza nessun tipo di sostanza che proviene da fuori, quindi tutta roba sicura e di qualità. Come potete vedere questo è il robot di mungitura, è una grande innovazione, soprattutto per la nostra azienda ovviamente, ci permette di avere sotto controllo la salute e il benessere dell'animale. La nostra alimentazione non è spinta e quindi ci permette di lavorare bene e questa macchina ci aiuta a lavorare al meglio. Siamo una latteria che fa parte del gruppo IO FVG. Il latte che noi lavoriamo per IO FVG proviene dalle stalle dei nostri soci conferitori. Tutto il latte che noi raccogliamo,
diciamo che proviene da aziende piccole e soprattutto limitrofe alla nostra latteria. Il prodotto che noi realizziamo è un prodotto esclusivo che vuole ricordare il formaggio che si faceva una volta. È un formaggio che cambia in base alla stagionalità e anche ovviamente in funzione alla stagionatura. È un formaggio che in base alla stagionatura cambia il suo sapore. Nella stagionatura fresca ricorda molto il sapore del latte e della panna, invece avanzando di stagionatura possono sentirsi eventuali noti piccanti dovute appunto all'utilizzo dei foraggi freschi. Il latte crudo che lavoriamo in questo stabilimento proviene dall'allevamento del Friuli Venezia Giulia, viene lavorato a basse temperature e questo procedimento permette la salvaguardia delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto mantenendole invariate. Le tre referenze prodotte da IOFVG sono appunto l'intero alta qualità, il parzialmente scremato e il latte biologico. Il latte crudo viene raccolto dalle stalle del Friuli Venezia Giulia, molto vicino al nostro stabilimento, e questo ci permette di raccogliere il latte in tempi rapidissimi, trasportarlo in azienda e lavorarlo immediatamente, garantendo appunto le qualità di cui vi parlavo prima. Al momento della raccolta del latte crudo vengono effettuate tutte le analisi del caso, analisi scientifiche che ci permettono di garantire la qualità organolettica e la qualità igienico-sanitaria del prodotto. Abbiamo raccontato IOFVG dal campo, dal terreno, alla stalla fino alla produzione, però IOFVG si occupa anche della distribuzione. Assolutamente, in questo gruppo c'è anche chi si occupa della distribuzione che fa parte di questo progetto, naturalmente a livello locale, e siamo già presenti, come ho già detto, in alcuni negozi. L'obiettivo è quello di essere presenti in quasi tutti i negozi, piccoli e medi negozi del Friuli Venezia Giulia, proprio per valorizzare le nostre produzioni, ma per valorizzare anche il lavoro di questi piccoli negozianti. Quindi è un cerchio che si chiude, si parte dal territorio e si chiude nel territorio. È un cerchio che si chiude, si parte dal territorio e rimane sul territorio nell'interesse di tutto il territorio. E questo è quello che vogliamo trasmettere ai nostri cittadini, ai nostri amici friulani. Ecco Zampa, un'ultima cosa, ci stiamo avvicinando al periodo della Pasqua, qual è un piatto che non può mancare sulla tavola dei friulani? Uno dei più tradizionali del Friuli, polenta e fricco con formaggio IOFVG. Per preparare gustosi e anche salutari piatti per Pasqua sono utilissime e buonissime le erbette, le erbe aromatiche. La nostra Paola Treppo si è fatta dare qualche consiglio utile dall'esperta. Siamo andati all'Orto Felice di Martignacco. Cucinare un pranzo di Pasqua un po' particolare anche se dobbiamo rimanere a casa e vogliamo fare qualcosa con le nostre mani utilizzando quelle che sono le piante aromatiche del momento proprio di questa stagione. Con Chiara Saccavini vediamo come si può utilizzare queste splendide piante aromatiche per dei piatti particolari. Dunque, abbiamo tutta una serie di piante che possono essere utilizzate per diverse situazioni. Innanzitutto qualcosa per il crudo, da mettere nelle nostre insalate, adesso per aromatizzarle, per dare dei profumi più primaverili e per rifare una carica di sali minerali e di vitamine che in questo periodo ci servono, per cui possiamo utilizzare l'agretti, possiamo utilizzare la pimpinella, l'erba noce, l'erba cipollina e tutta la serie delle rucole e il mizuna, che è una serie di senapi che danno piccantezza ai nostri piatti. Poi, se siamo dei cultori anche della bella tavola, possiamo utilizzare dei fiori, tipo quelli delle calendule o quelli delle violette,
che sono eduli e che quindi possono anche essere sia belli che buoni da mangiare nei nostri piatti. Se invece vogliamo creare uno stick, qualcosa di particolare, possiamo usare dell'Argelica arcangelica, che è questa pianta qui, o del finocchio marino. Le coste di queste foglie toccate diciamo in pinzimonio con olio e aceto daranno un sapore particolare ai nostri stuzzichini, insomma, per accompagnarci verso il pranzo. Se poi vogliamo invece fare delle frittate anche fredde da consumare in questi giorni, possiamo utilizzare tutta la serie delle mente e possiamo utilizzare anche piante come queste, che sono molto utili con le uova perché fanno anche perdere quell'odore, noi diciamo di freschino, no? Che dà un po' fastidio quando cuciniamo le uova. Si tratta dell'erba di San Pietro, che è questa che vedete qui, che è molto profumata, ne basta qualche foglia sminuzzata nelle nostre frittate e dà subito un sapore un po' di chewing gum molto particolare. Poi la Glecoma ederacea, che è quella che chiamava Steiner l'edera di terra, è una pianta dalle grandi facoltà anche nutrizionali, dalle grandi proprietà, molto interessante. E se invece usiamo delle uova sode, possiamo usare il dragoncello, questa Artemisia, che anche lei con le uova si sposa benissimo. Poi qui vi ho scelto anche la ceva, l'Allium cepa, che è una pianta della nostra antica tradizione friulana, perenne, e di questa pianta si utilizzano le foglie, così molto, vedete, molto carnose, tagliate in piccole rondelle e messe a friggere appunto prima di fare la frittata, che insaporisce. E poi ci sono delle piante un po' curiose che vi ho preparato per chi per esempio vuole avere sapidità ma non vuole sale, non vuole utilizzare il sale. C'è questa pianta che si chiama appunto erba del sale, che dà sapore alle pietanze senza gli effetti collaterali del sale, che a lungo andare possono farci del male. Questa invece vi ho scelto il curry, è un Helichrysum italicum e si utilizza anche lui per insaporire specialmente le verdure cotte, le biete, va molto bene anche con i legumi, quindi nella stagione che adesso verrà dei fagioli piuttosto che delle tegoline, anche questa va bene. E poi anche questa, che è un'altra curiosità, se si vuole fare delle belle tisane, è la Camellia sinensis, la camellia da tè. Qui le gemme nuove vengono utilizzate e essiccate per fare proprio il tè. Così come tante mente possono essere utilizzate in questo senso, e perché no anche dei timi, che sono timi al limone, timi al cedro, che anch'essi possono essere utilizzati per fare delle buone tisane molto dissetanti. E poi c'è ancora una curiosità, ad esempio, che è questa salvia. Vedete che il fiore è molto diverso dal normale e la foglia è profumatissima di ananas. È una salvia che si utilizza per fare delle macedonie, per arricchirle di sapore, oppure anche in infuso. Questa vicino è un'altra curiosità ancora, è una lippia, ma è una lippia dulcis, viene anche chiamata lo zucchero azteco. È della famiglia della più conosciuta erba luisa, ma questa la sua caratteristica è quella di cedere dolcezza. Ha un potere edulcorante 70 volte quello dello zucchero, quindi si usa sia fresca o assaporata, diciamo, prima di un caffè amaro, per esempio, perché dona dolcezza appunto alla nostra bocca, oppure si essicca il fogliame, poi si sminuzza e si utilizza come edulcorante, come dolcificante. Poi qui vi ho portato un'altra curiosità. Questo è un pelargonio, fa parte della famiglia dei gerani, comunemente chiamati, ma è una specie sudafricana la cui caratteristica è quella di avere fogliami assolutamente molto aromatici, profuma di noce moscata, e si può utilizzare a fine cottura nelle minestre per dare dei profumi molto particolari anche a delle zuppe fredde o a delle carni
perché veramente dà un profumo molto molto particolare. Questo che vi ho portato qui invece è un aglio orsino, che adesso proprio in questi giorni si trova nei nostri boschi o sottoboschi o zone comunque fresche, molto umide. Anche qui il fogliame che viene utilizzato è molto aromatico, è una cipolla un po' più forte di sapore, ma si usa appunto la foglina sminuzzata oppure si usa per fare il pesto. Ricordatevi che sia un allium, non confondetelo con piante diverse se lo raccogliete in natura, bisogna sempre fare molta attenzione e conoscere bene le piante che andiamo a raccogliere prima di utilizzarle. Metti la zona rossa, metti queste belle giornate di sole, in tantissimi stanno mettendo mano ai propri giardini e in particolare stanno preparando l'orto. Chi ha appunto spazi verdi più ampi si organizza in un modo, ma c'è anche la possibilità di fare qualcosa di utile anche per chi magari dispone semplicemente di un terrazzo. E allora facciamoci dare qualche consiglio utile. Siamo nel settore delle lattughe, per chi è amante dell'orto, anche dell'orto fatto in casa. Sì, diciamo che in questi ultimi anni c'è stata una bella ripresa della coltivazione dell'orto, anche in piccoli spazi, anche sul terrazzo. Sono state create delle strutture anche molto particolari per chi ha poco spazio. Ci sono, lo cito così per curiosità, delle strutture che ha creato la NASA per le stazioni spaziali, in cui praticamente basta appoggiare delle capsule con i semi e attraverso un impianto di coltura praticamente a base di acqua e concimi, le piante crescono. Ci sono addirittura i LED per poterle nutrire della giusta radiazione solare, quindi basterebbero anche pochi metri per avere appunto un orto anche in casa, per chi non ha neanche il terrazzo. Ma per chi invece ha la fortuna di avere un piccolo orticello o almeno un terrazzo in cui porre delle fioriere, sono state selezionate ultimamente a circa una settantina di varietà solo di lattughe, quindi di insalate volgarmente dette, alcune delle quali si possono sfogliare e tagliare più volte, diciamo ad imitazione di quelle da taglio, e altre che invece formano dei cespi che vengono pronti di solito in 20-30 giorni dal trapianto, quindi una cultura anche abbastanza veloce, e sono ideali in questa prima parte dell'anno, quindi per tutta la primavera, inizio estate. Poi le lattughe vanno un po' in crisi quando le temperature sono elevate. Per esempio, non tanti sanno che la lattuga non germina, il seme della lattuga non germina sopra i 30 gradi, per cui bisogna fare attenzione durante la piena estate a questo fatto. Ecco, poi ci sono che altri tipi di prodotti, piante per l'orto? Tanti ci chiedono i pomodorini. Pomodori, anche lì ne abbiamo circa un centinaio di varietà diverse. Si va da varietà nane che non richiedono nemmeno un tutore per essere coltivate, a varietà che invece si chiamano a crescita indeterminata e raggiungono a fine estate anche i 2 metri di altezza nelle nostre coltivazioni, in serra anche di più. E anche lì diciamo c'è una serie di varietà derivate da quello che in Friuli viene conosciuto come il cuore di bue, che è una varietà a frutto grosso, con la buccia molto sottile, molto carnosa, e anche lì sono state fatte tante ulteriori selezioni perché questa varietà era piuttosto vecchia e aveva una produzione limitata come pianta. Sono stati selezionati delle cultivar tipo il cuor benga, il cuor resisto e il perbruzzo, che hanno più o meno le medesime caratteristiche organolettiche della pianta originaria, ma hanno una crescita e una produttività superiore. Poi ci sono di gran moda attualmente i frutti piccoli, quindi i pacchino, quelli che vengono chiamati ciliegina pacchino, tutta la serie dei datterini col frutticino a un po' ovetto piccolo, e poi i mini San Marzano, che sono ancora più croccanti e più saporiti, ma sempre in tipologia da 30 grammi circa per frutto,
E poi tutta una serie di ciliegini colorati, quindi a frutto giallo piuttosto che arancione, piuttosto che nero. La differenza è poi nelle vitamine che questi pomodori hanno e nella quantità di licopene, che è una di queste molecole, diciamo, che sono contenute all'interno dei pomodori, ma ricordiamoci che un pomodoro ospita all'incirca 1000 differenti tra vitamine, sali minerali, è veramente un frutto molto complesso e molto benefico per la nostra salute. E appunto dicevo, a seconda del colore sono differenti le vitamine che in esso sono contenute. Allora insomma una buona Pasqua con prodotti dell'orto, con le erbe di stagione, anche per chi come in questo periodo deve rimanere a casa e vuole cucinare qualcosa con le sue mani. Grazie a Chiara per tutti i suoi consigli. Termina qui questa puntata di Elettroshock, grazie naturalmente per averci seguito, alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Caseificio Ioannis.